Il suono delle campane e l'applauso dei fedeli accompagnano l'ingresso del nuovo parroco nella chiesa di Nostra Signora della Speranza. Le comunità di Francolano, insieme a quelle di Cardini e Verici, vengono affidate a Don Matteo Prettico, sacerdote 35enne che giunge a Casarza Ligure dopo gli anni trascorsi a Rapallo come viceparroco. Ad accompagnarlo ci sono anche i fedeli rapallesi che hanno condiviso con lui un tratto di strada. Meritava di essere accompagnato perché, anche se non per me, non direttamente, perché lui magari si occupa più dei giovani, è comunque stato un segno che è stato molto positivo per il nostro cammino. Insomma. L'abbiamo visto ragazzotto di 28 anni, cosa aveva? Simpatico, ha fatto catechismo, ho fatto catechismo con lui, è giovane, ci ha dato entusiasmo per Bacco, come si può non accompagnarlo? Il vescovo De Vasini presenta il nuovo parroco ai fedeli casarzesi come un pastore generoso, disponibile, capace di avviare e custodire relazioni, una caratteristica quest'ultima particolarmente richiesta. La vicinanza anche e soprattutto alle persone magari anche sole, che non hanno tanta disponibilità, e preghiera perché ci vuole. Stare tanto insieme, cioè di fare proprio comunità e di accompagnarci, perché noi abbiamo bisogno di essere accompagnati. Il Vangelo del Padre Misericordioso risuona nella prima messa da parroco di Don Matteo. Non c'è medicina più grande della misericordia. Siamo tutti peccatori, ma siamo stati salvati dall'amore. Siamo stati tutti salvati dalla medicina della misericordia. Quindi un auspicio espresso dal sacerdote che la parrocchia sia luogo di ricchezza nelle diversità. Ogni apostolo era diverso e Gesù ne ha scelti 12, uno diverso dall'altro, proprio perché ognuno dà un contributo e così ciascuno di noi siamo tutti esseri umani diversi, ma siamo tutti figli di Dio, siamo tutti membri della stessa Chiesa e questa è la grande ricchezza della Chiesa, che Dio non ci ha fatto con degli stampini, ma ci ha fatto ognuno originali.